Adesso interviene Enrica Miriam Rossi dello SPI del Veneto, che diciamo ci dà una mano, perché Rosanna Bettella, che avrebbe dovuto essere qui con noi, invece è a casa con la febbre a proposito di salute. E con Enrica Miriam parliamo di consultori. Io vi voglio dare soltanto un dato, perché nei giorni scorsi, proprio a seguito di questa incursione all'interno di un decreto che di tutto doveva parlare tranne che di autodeterminazione, si è tornato a parlare di consultori. Bene, secondo la legge dovrebbe esserci un consultorio ogni 20.000 persone in Italia. In realtà oggi ce ne sono molti meno, la stima è circa uno ogni 32.000. Ed è un dato che va peggiorando. È un dato che va peggiorando, ma è peggiorata anche la qualità dei consultori, nel senso che inizialmente il consultorio era una struttura completamente diversa da quella che abbiamo oggi. Cioè, com'erano i consultori? Esatto. Allora, io sono una donna dello SPI, ma sono una donna che viene proprio da quel momento in cui sono nati i consultori. Ho cominciato a lavorare in un centro di salute mentale che era proprio fianco a fianco con il primo consultorio familiare della provincia di Rovigo, i primissimi consultori familiari della provincia di Rovigo e del Veneto. Erano gli anni '80 ed era l'anno in cui nasceva anche la 833. Noi eravamo comunque donne molto felici, io, le assistenti sociali, le psicologhe, eravamo molto felici comunque di interpretare questi nuovi ruoli che la legge 833 stava comunque identificando. Si parlava di prevenzione, di cure e di riabilitazione, si parlava di territorio, si parlava di integrazione tra territorio e ospedale. La sanità diventava pubblica e questa era la più grande conquista di quegli anni. Il consultorio familiare era identificato come il luogo sicuro dove le donne potevano rivolgersi e potevano trovare risposte non solo per l'interruzione di gravidanza, ma anche per tutto quello che aveva a che vedere con la prevenzione. Solo che ad un certo punto questa cosa ci è sfuggita di mano e a distanza di 40 anni più o meno, insomma, ci rendiamo conto che nulla è più così, che i consultori familiari sono andati perduti e anche quelli esistenti sono praticamente svuotati di contenuto e di senso. Eppure c'è ancora tanto bisogno di avere consultori familiari, c'è ancora tanto bisogno anche per le donne anziane, non solo per le donne giovani o per le donne migranti. Le donne anziane che hanno una necessità di cure e di assistenza anche superiore rispetto a chiunque altro, perché comunque si trovano in una condizione di fragilità più grande, in una condizione che le mette spesso in secondo piano, anche per le condizioni che a volte hanno a che vedere con proprio la posizione sociale, quindi insomma la carenza anche dal punto di vista economico della possibilità di potersi permettere delle cure che spesso sono estremamente onerose. Le donne anziane hanno bisogno di questo, ma ne hanno bisogno non solo le donne anziane, ne hanno bisogno anche i giovani, ne hanno bisogno le donne migranti, abbiamo bisogno che il territorio riprenda senso, abbiamo bisogno che si ritorni a pensare alle equipe multiterritoriali e si pensi alla possibilità della cura proprio come integrazione. Noi quello che vogliamo dire oggi è veramente continuiamo ad alzare la guardia, cerchiamo di esserci sempre come donne dello SPI, ma anche insieme alle generazioni più giovani e insieme a tutte le altre donne. Grazie. Grazie Enrica, Miriam. Grazie davvero.